È importante essere oggi qui con le Mamme No PFAS e con i diversi comitati ambientalisti della nostra regione per ribadire a Zaia, alla Lega e a chi ha governato in questi anni che c'è bisogno di risposte concrete. Il Veneto è una nuova terra dei fuochi, moltissimi sono i territori dove l'emergenza ambientale è ormai conclamata. A Vicenza in particolare con il PFAS, ma si potrebbero citare anche altri territori dove ormai la questione ambientale è preponderante. E siamo venuti oggi qui a Venezia proprio per ribadire questo, che vogliamo delle risposte concrete e che non ci lasceremo infatuare dalle bugie che ci continua a raccontare il governatore e tutta la sua giunta. Oggi non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per nuovi percorsi e nuove battaglie da fare insieme, tutti insieme.